Siamo a Ring. È il 28 aprile 1945, giornata di sabato. Sono tanti i motivi per cui si può e si deve essere contenti, anche a San Floriano, uno dei tanti paesetti che popolano la campagna a nord di Castelfranco, in provincia di Treviso. Contenti perché la guerra è finita, gli alleati stanno dilagando in Valpadana, le prime città ad essere liberate in Veneto sono il 26 aprile Verona. Rovigo, Padova, Vicenza sono liberate proprio in quel 28 aprile. A Treviso le formazioni partigiane entrano alle 18. Mentre in un altro scenario, poco più di un'ora prima, viene giustiziato il duce. A San Floriano probabilmente non se ne sa molto, solo l'essenziale, ma l'atmosfera è sicuramente di gioia ed esultanza, tra la campagna in piena fioritura, i prati verdissimi, il frumento, le vigne, gioia ed esultanza che si viveva anche in casa dei Girolimetto, meglio conosciuti come i Saregini. Famiglia patriarcale costituita da 5 Gavassi, cioè le famiglie di 5 fratelli. In tutto una quarantina di persone che lavorava in mezzadria a 40 campi del Paron Giacomelli ed allevava una trentina di bestie, vacche, buoi, una cavalla ed un mulo. Abitavano in una casa contadina di 3 piani con annessi stalla, fienile, caneva ed un grande cortile che si prolunga con i paiali, i punari, i porcili e l'ortassa fino a ridosso della ferrovia. Proprio quella ferrovia che in quelle ore veniva sorvegliata dagli aerei alleati che cercavano di colpire qualche colonna di tedeschi in ritirata. Una ferrovia troppo vicina a quella casa, a quelle 5 famiglie, i Girolimetto, che di lì a poco avrebbero vissuto la più grande ingiustificata tragedia della loro stirpe. Telespettatori, buonasera. Cosa accadde quel pomeriggio del 28 aprile del 1945 a San Floriano, questo piccolo paesino della provincia di Treviso? Un fatto drammatico che ricorderemo questa sera attraverso la testimonianza diretta di chi sopravvisse a tanta atrocità. Lo faremo assieme a Giuseppe Girolimetto. Buonasera, signor Giuseppe. Buonasera. All'epoca aveva 17 anni e con lui Erminio Girolimetto. Buonasera anche a lei, signor Girolimetto. Anche lei era poco più un bambino, 9 anni. 9 anni. E con noi c'è anche il professor Lorenzo Morao, storico e ricercatore, che ha conosciuto da vicino i sopravvissuti di quanto accaduto quel pomeriggio e ha scritto un libro per raccontare la storia di questa famiglia. Buonasera anche a lei, professore. Buonasera. La vita della famiglia patriarcale dei Girolimetto, ora all'anagrafe per alcuni Gerolimetto, era uguale a quella di di tante altre famiglie che nell'unione e nella condivisione della casa e dell'ambiente domestico tra fratelli, tra cugini, nipoti, avevano trovato quella forza per sopportare le atrocità della fame, della violenza bellica, persone che lavoravano sodo nei campi, nelle stalle, che si accontentavano di poco per essere felici, uomini e donne che speravano nella fine della guerra per ritornare a vivere in serenità. E invece quel 28 aprile del 45, 3 giorni dopo la liberazione, accadde qualcosa che segnò per sempre la famiglia Girolimetto, ma anche l'intera comunità di San Floriano, vero professore? Sicuramente, un fatto che non è ricordato purtroppo in nessun libro e in nessuna ricerca locale, ma che ha segnato a fondo, profondamente, sia la famiglia che tutta la comunità. Improvvisamente, in un pomeriggio di sabato di aprile, quando ormai le paure se ne stavano andando, no? E
e tutti erano intenti un po' alle tradizionali occupazioni. Immaginare sta famiglia di contadini in questa grande casa, una grande aia popolata appunto da animali da cortile, da contadini che stavano appunto abbeverando gli animali, grande stalla, 40 persone che ci vivevano, improvvisamente, in modo davvero inconsulto, imprevedibile, una pattuglia di aerei, di 3 aerei, che stava appunto sorvolando la ferrovia, ma come tante altre volte, improvvisamente uno di questi si abbassa impicchiata e sgancia 3 bombe, e tutte e 3 finiscono nella casa e nell'aia di questa famiglia. Ed è tragedia. Una tragedia che porta davvero alla distruzione della casa in un attimo e alla morte di gran parte. Questa grande famiglia patriarcale era costituita soprattutto da giovani, ragazzi, e questi restano vittime assieme ad alcuni genitori. Erano 5 le famiglie che abitavano là, e tutti cominciano subito a chiedersi il perché, ed è un perché che non ha trovato neanche ancora adesso delle risposte plausibili. Con noi questa sera ci sono Giuseppe ed Erminio. Giuseppe quel 28 aprile del 1945 era proprio all'interno di questa casa. Lui era uno dei figli del signor Angelo. Vivevate insieme ad altri? Tutta famiglia, come tutte siete, tutte le famiglie, tutta una famiglia era, ecco. Una famiglia unica con tanti fratelli 43. che si erano sposati, poi avevano avuto dei figli. Sì, io 7 fratelli, io 6 sposai. E di che cosa vivevate, signor Giuseppe? Quello che veniva fuori sui campi, pagavamo l'affitto a Iacomei, che gli era pagato. Voi avevate in mezzadria 40 campi, ho letto. 40 campi di terra che lavorai. E quindi vivevate di quello che la terra vi dava? Su che la terra tutti quanti. Vivevate bene o c'era comunque una sofferenza? Era difficile arrivare a fine giornata ed avere qualcosa nel piatto? A quel che per me eravamo l'unica famiglia che faceva pane una volta a settimana, una fornata di pane, e se no che rimaneva quello che poteva. Ma cada notte non mai mancava il pane. Quindi voi stavate bene, insomma. Per cui eravamo quasi, e anche a Paschei, tanti abbastanza, perché io ritenevo lui e le bestie così, e un colpo che una luia che avevo di 7x6, nata che ne avevo 11, e che tempo è nati venduti a me e franchi al chilo. Io mi dicevo molto che non mi ricordo più si era. 7.000 franchi a testa, insomma, gli uomini, o si direbbe di 7, perché era il conte di Broglio da Rarana, e veniva a casa come pare, che mi pare andava a casa. Il Papangelo. Il Papangelo. Andava a casa, e veniva la domenica, e un colpo arriva a dire, tu che parlava con Uria, e era il conte di Broglio, ma insomma, e come uno non. Comunque stavate bene, eravate una famiglia che lavoravate sodo, nei campi, nelle stalle, avevate abbastanza. E stavate bene. Vi eravate resi conto, signor Giuseppe, che la guerra era finita? Eravamo il 28 di aprile, 3 giorni dopo la liberazione. Il 28 di aprile, io si voti, ero ora a beare le bestie, e ora io in una fossa, e muoveva un po' che a volte. Quindi ognuno era intento nei propri lavori domestici? Sì, tutto. E femmine, e caghe fece un mestiere, mia madre allá io a fare a Puenta, in cucina. E sua madre, sua nonna è nata a Reno, allá io in pizza al fuoco perché era a Faiscia.
perché era a Ciaboa. Bisognava fare il bucato, lì è il bucato. Ora che era così economica, che era Fornei, prima era Fornei della Pignata, della Faisia, dopo che era Forneo qua a Caena, e dopo che era Forneo dove faceva Puenta, faceva cose, e dopo che era Settiaro, tutto quanto così. E i bambini cosa facevano? Lei era un adolescente all'epoca, 17 anni, lei era già impegnato nel lavoro nei campi o stava in quel momento, si stava rilassando? No, io ero a casa delle bestie, perché... Avevate degli animali, quindi tante mucche? Che era 32 33 bestie, e ora, ero in parte della casa che tendevo che non andasse partito a casa, e i miei cugini, Matteo, Piero e Albino, li teniva per andare, che non andasse per il cortile, e i miei barbatoni li parava a bere. Li morava, li parava, e mi barba Maria che feia. Quindi ognuno aveva il suo compito, signor Giuseppe. Li ligava. E già nel paese di San Floriano, però, nonostante la notizia della liberazione, quindi 3 giorni prima, fosse arrivata anche in paese, la gente era ancora un po' scettica. Tant'è vero che c'è un passaggio del libro del professor Morao che dice: Vittorio Favero, che abita sul casello proprio di fronte, grida ad un certo punto alla Pina, a Giuseppina Sgarbossa, che è la moglie di Amedeo, il maggiore dei Girolimetto, o meglio il patriarca della famiglia, quindi il capofamiglia: Pina, se finia a guerra, se passai tedeschi per San Florian, basta ver paura. E Pina, che di paura ne aveva proprio tanta e più di qualche volta ha dormito addirittura in una sedia per essere pronta a scappare, si illumina e vorrebbe davvero crederle. Maria Vergine, dice, chissà che sia vero. Queste sono state le parole della moglie di Amedeo, del capofamiglia. Non era ancora convinta che la guerra fosse finita, vero professore? Sì. Era in cucina, a fare ma lui arrivava da corsa da San Floriano e aveva la bicicletta in mezzo alla strada. E dopo le corso dentro, perché cominciava anche a tenere, le corso dentro, le corsa contento che passano i tedeschi. Quindi lui era contento, questo signor Favero, perché ha detto ormai la guerra è finita, però non c'era proprio questa convinzione, vero professore? Sì, perché anche in quei giorni erano i giorni della ritirata dei tedeschi e nella ritirata hanno lasciato scie di sangue e di morte in molte altre strade, in alcune altre strade della Castellana. Per esempio il giorno prima a Santa Giustina in Colle avevano ucciso 24 persone, avevano come ostaggi proprio messi davanti alla colonna per paura appunto di sabotaggi di strade, di attacchi di partigiani, così. E quella stessa mattina del 28 Don Ernesto Bordignon, che era cappellano là all'ospedale, aveva ottenuto il permesso di staccare dal poggiolo del Palazzo Trevisan al centro di Castelfranco 3 ragazzi di Vallà che erano stati impiccati come rappresaglia da parte dei tedeschi che non volevano essere attaccati da partigiani e quindi ricorrevano a questi atti efferati. Il giorno dopo, il 29, a Castello di Godego ne uccideranno più di 80 ostaggi. Il 25 è arrivata la liberazione, ma la guerra, signor Erminio, non era finita per tutti, soprattutto per voi. Secondo me, qui non era colpa dei tedeschi, era colpa di chi persone ha con questo peso tanto di tiene che tirava a uno, perché ieri dai, un tedesco che muore 10 italiani. E a quello del governo che dice che è stato tutto sterminio, chi non ieri, stando per là, io ho tirato i tedeschi che occupavano un tenente, non mi ricordo. Chi è qui davanti della scorta perché non gli tirasse, io ho tirato tutti in terra. Signor Erminio, adesso chiedo al signor Erminio, c'era la convinzione che la guerra fosse finita? Avevate questa sensazione? Lei era piccolino però... Sì, parlava che era finita la guerra, ma era ancora tutto il subbuglio.
specialmente quella sera là che giù le bombe, abbiamo visto queste bombe che sono estesore, che sono questo polverone che cosava, e sentia suo papà Bepi che era fuori in mezzo ai campi, che chiamava aiuto, aiuto, perché è successo questo. Mio papà si agganciava la bicicletta e corsa su per il trovo della ferrovia, perché non era strada di comunicazione, noi eravamo circa 1 chilometro da casa sua. E l'è corso a aiutare e sta là, lo è toccato dopo un par di giorni. Ne parleremo e continueremo la testimonianza di quanto accaduto quel 28 aprile del 1945 alla famiglia Girolimetto subito dopo una breve pausa di pubblicità. Tra poco. Gran parte degli uomini e dei giovani sono occupati nei lavori di stalla. Amedeo ed Antonio, il fratello Scapolo, provvedono a rifare il letto alle bestie, mentre i più giovani conducono le vacche, i buoi, i vitelli, il mulo e la cavalla fuori dalla stalla per la beverata alla grande fossa, ai margini del cortile. E Matteo, Albino e Piero sorvegliano e regolano le operazioni. Darebbe una mano anche Mario, figlio di Amedeo, ma il padre lo manda a catar erba a Paricunici. E lui controvoglia si avvia verso il campo. Anche Angelo, un altro dei fratelli, è nei campi, non lontano da casa. Girolamo, invece, da esperto zoccolaio, è occupato a rifinire un paio di zoccoli sotto il portego. Vittorio Favero, quasi sempre a casa dei Saregini, con suo fradeo, stava andando a comprar farina al Moin de Ferro e si ferma a raccontare agli altri ragazzi che una colonna di tedesche è in arrivo da Salvatronda. Le donne, la Pina, la Domenica, l'Angela e la Gemma, con alcuni dei figli più piccoli, e le ragazze dei Gumiero sono in casa, impegnate a provvedere al pasto degli animali da cortile e ai lavori domestici, e la Gina, detta Cataina, è nella sua camera al pian terreno ad allattare Gildo, l'ultimo nato di casa Girolimetto. Le ragazze invece, Isolina, Ester, Elena, Luigia, Tranquilla, Marcella, sono andate in chiesa, sono andate a confessarsi perché è sabato e perché è ormai vicina la ricorrenza del santo patrono, San Floriano. Il parroco, Don Battocchio, ci tiene ed è uno di quelli che controllano i propri parrocchiani persino la lunghezza delle gonne delle donne e delle ragazze. Insomma, per loro è già aria di festa. Una festa, professore, che però dura poco. Sì, perché improvvisamente, come abbiamo detto, c'è questa decisione da parte di questo pilota che non si capisce bene cosa ha visto come bersaglio, perché intorno non c'era niente che potesse avere una rilevanza militare. Il comando tedesco aveva lasciato Villa Giacomelli, che è la vicina già da qualche giorno. Lungo la ferrovia c'erano tratti di binari liberi per 1,5 chilometri sia a est che a ovest di quella casa. Quindi improvvisamente c'è questa decisione in consulta di questo sgancio di 3 bombe e tutte e 3 cadono su questo obiettivo. Cioè, erano forse troppo vicini alla ferrovia? Sì, ma non è che fosse all'interno, che questo atto è all'interno di un bombardamento di un territorio. Solo su quella casa, solo sulla casa dei Girolimetto. Su questa casa, in quel momento. È questo che difatti nessuno si preoccupa di loro che stavano lavorando nell'AIA, vedendo sti aerei, nessuno si preoccupa più che tanto di scappare, ma continuano a fare i loro lavori perché sono aerei alleati e sono aerei in perlustrazione lungo la ferrovia. Signor Erminio, lei abitava lì vicino, sì, a pochi metri dalla casa. Sì, proprio là, e avevo le bestie che non invece arriva a casa e ti tirava la parete e girava. E poi vedo uno che si picchia e che ha 3 bombe così. Perché buttava sempre 2 bombe, chi ha ne ha 3. E questa qua questa recaiva il coso, il telemoiaro del fianco della cucina. Questa qua recaiva il telefono in caso dei porsei, la portava via il forno, porsei e tutto. E questa qua recaiva proprio in centro della casa.
E lei dov'era in quel... Ma lei aveva visto arrivare questi aerei? Ah. Lei ha visto arrivare questi aerei? Li ha visti sorvolare la casa? Sicuro che io guardavo, con era il coso. Io tendo bene, ma guardavo, ho visto ieri in fondo in loro fasoio, ho visto che piaga, e ho fatto, Maria Vergine, queste qua caglie qua, ho visto che veniva avanti così. E mi barbatoni che arrivo per la bete che tirava giù i muri, e mi ero su un cantone che tenia. Le cara, e mi va a tirare, per fortuna mi restava un muretto, un tocchettino di muro alto così, e mi ero sotto, che non era tarato con i piedi, con i cosi, le gambe, non ero buon cavallo, ma spaccava la testa, ma i cubi, mi non sentiva no, che avevo male la testa. Lei ha cercato subito il riparo? E frugnavo, finché sono stato molto cavallo fuori. E come andavo fuori, sono corso per terra, e ho cantato, io Favaro, suo fratello di Vittorio, sotto i travi, io non so chi che mi ha aiutato cosa, e ho detto, baby, e mi voglio fare il trave, e ho provato a stare finché ne passava sotto le trave. Lui ne passava sotto le trave, e dopo le sparivo, me ne sono che sia nato. E dopo sono andato avanti, sono andato finché in cucina. Ho visto i miei barbatoni che già io per le bestie, e prima il barello che ora è il barello di lì sotto il portegale, della stalla, delle robe così. Quindi prima il coso, prima il barello così, e già la taglia qua. Era senza vita? E mi vanti stesso qua, sono andato in cucina che era Mario e la Maria, che insomma, era come la mia Pina che era Dio ai pisai, e gli aveva fatto in braccio quelle cose, e ha fiato che Diana è andata morta. Mia madre non avevo vita, ma mia madre era, che figlia punta che era tortella in braccio, aveva tutto bruciato il muro, La sua mamma si è salvata, Giuseppe, sì. vero? La unica che è stata salvata di tutte le femmine. Lo ricordiamo che in effetti sono rimasti orfani molti figli, perché in 10 figli, 10 ragazzi sono rimasti senza padre e senza madre, e 2 senza la madre, altri 2 senza la madre. Quindi orfani c'erano 12 di questi ragazzi, orfani. È stata una tragedia. All'interno di questo fatto, appunto quello che ha ricordato Giuseppe adesso, che sua madre era andata ad allattare l'ultimo figlio, no? E si era appartata come si usava un tempo. Essendosi appartata si è salvata, ha potuto salvarsi, praticamente l'unica donna di quelle che erano in cucina, quella casa patriarcale, di queste 5 famiglie, perché erano 5 le famiglie che erano ospitate nella casa dei Girolimetto. Esatto. Ed è riuscita. Ed è riuscita con questo bambino, no, a salvarsi. Non ce l'ha fatta invece suo fratello di 5 anni, vero Mio Giuseppe? fratello non è neanche in cosa, già sotto il barco in cao. Lui è nato di là, che già Tony e Vittorio e lui tutti e 3 versetti già. Chissà ancora come, insomma lui ha già fatto una stella qua delle bombe, e l'ha legata a testa e a poco è morto. Lo vediamo nella foto. E che di lui non si è fatto vediamo niente. Giuseppe, eccolo qua, il suo fratellino. Si chiamava? Giorgio. Giorgio, aveva 5 anni. Ringraziamo il nostro regista Andrea Basso, che appunto ci fa vedere queste immagini, che sono immagini che poi fanno parte della storia della famiglia, che sono state riportate in questo libro. Servono a far capire l'importanza del valore della famiglia che c'era una volta, molto più rispetto a quello che c'è adesso, vero professore? Senz'altro. Sono delle scene che loro, testimoni, sono in grado di ripetere e di far rivivere tuttora questi giorni, e i racconti coincidono perché loro li hanno memorizzati, interiorizzati, e riescono a dirli, anche se tra le lacrime, proprio passo passo, in una sequenza quasi in tempo diretto, no?
e ci sono delle scene strazianti, davvero. Questa madre, questa Pina che viene raccolta dal figlio e riesce ancora a dire a sto figlio: Mario, aiutami, no? E dopo spira proprio tra le braccia di sto ragazzo, insomma, no? E poi il padre di Mario che era in stalla e Mario riesce a recuperarlo da sotto le bestie che sono morte e l'hanno praticamente soffocato. Scene davvero che dopo sono rimaste davvero nella mente e nel cuore, nella mente di tutti i fratelli, ma anche dei nipoti, perché poi questi sono racconti di vita che sono stati tramandati, vero signor Erminio? Una storia che sempre si è andata, dopo si è arrivato anche verso i dei fioi, non solo che quello. Per esempio, mi chiamava Barba a tutti i genitori suoi, no? Sebbene che erano cugini. Che vorrebbe dire lo zio, in sostanza. E il Barba Giovanni, che era in Germania prigioniero, con una casa che trovava la moglie e i figli morti. Questa è stata la storia veramente una delle più tristi, quest'uomo che era andato in guerra. Era andato in guerra perché non aveva i 4 figli, no? Perché quelli sopra i 4 figli rimanevano a casa. Lui ne aveva solo 2. Ne aveva 2 e quando è stato prigioniero in Germania, poi è tornato dalla Germania, è arrivato al Baredo dopo qualche mese della tragedia e faceva fatica a camminare lui, perché anche in Germania aveva un piede fatto male e normalmente quelli che non camminavano li uccidevano. E lui, quando li faceva camminare, che andava in giro, che doveva andare dove doveva andare e che si prendeva indietro, tentavano per ammassarlo. Lui tirava fuori una corona e quello che aveva la pistola in mano lo stava libero ancora e continuava affinché è venuto a casa. È stata forte il racconto che viene fatto proprio nel libro del momento in cui lui arriva a San Floriano. No, arriva al Baredo. Arriva alla stazione di Albaredo e quel sito chiedeva a persone che trovava per la strada di andare a avvertire la sua famiglia che era arrivato per andare incontro perché faceva fatica a camminare. Certo, non c'erano altri mezzi di comunicazione, lui praticamente è arrivato, non aveva avvisato qualcuno che andasse nessuno. A avvisare la sua famiglia in bicicletta e lui questi qui le dicevano se sapessi e dopo andavano via. Quindi lui, povero? E mano a mano che andava avanti, affinché sono arrivati 2 fratelli e le ha raccontato tutto. E cosa gli hanno detto? So che gli ha detto uno, che gli ha detto a me pare, fa che era tuo fratello che tu vieni a casa. Quindi Giovanni che stava tornando, che era il fratello di Angelo. E lui è partito, è nato a Cutolo. Là non so come, insomma, dopo è nato a Cutolo e lo vai a incontrare quando stava tornando che veniva a casa e diceva, mi Barba Giovanni, che lo mandava uno e mi viene una parola e poi portava via. Quasi pensava che cosa gli ha detto. Quindi Giovanni aveva capito che forse era successo qualcosa alla sua famiglia. Sì, perché come lo mandava, gli diceva no, i figli hanno sentito neanche e girava e scappava. E detto, qua, cosa e chi è che ha succede? detto a Giovanni che sua moglie e i suoi 2 unici figli erano morti? Tutti e 2 morti. E chi gliel'ha detto a Giovanni? Chi gliel'ha detto a Giovanni? Il padre Angelo. Angelo. Sopra me pare, insomma, che pione. Noi siamo costretti a fermarci per un'altra breve pausa di pubblicità e poi continueremo con il racconto che è ormai nella storia della famiglia Girolimetto, ma anche nella storia di quanto accaduto subito dopo il 25 aprile, quello che doveva essere il giorno della liberazione per l'intero paese, in realtà non lo è stato, anzi è stato un giorno di tragedia per San Floriano in provincia di Treviso. A tra poco.
sempre. E continuiamo con alcuni dei passaggi più importanti di questo libro che racconta della famiglia Girolimetto. La gente subito dopo il bombardamento, subito dopo queste 3 bombe che hanno devastato la casa patriarcale, comincia ad accorrere, in particolare quanti stavano osservando la scena, e corrono tutti verso questo grande fumo. Arrivano al suono della campana a marteo, arrivano a piedi, in bicicletta e con il carretto. Insomma, c'è stata una grande dimostrazione di solidarietà in quel momento, vero Erminio? Sì, tutti quanti correva per aiutare e recuperare feriti e morti, perché c'era il problema anche di recuperare tutti questi defunti e ammalati. Perché tutti non sono morti nel momento, più di qualcuno è morto all'ospedale dopo, anche per le gravi ferite che aveva, e li hanno portati tutti quanti i morti, tutti quanti in chiesa. Giuseppe, voi avete cominciato subito dopo questa tragedia, avete cominciato a cercare in mezzo alle macerie. Andiamo a guardare, a cercare, tutti quanti tentavano a cercare, anche mica a cercare un tocchettino, dopo so quello che era uno che sotto le macerie, e era un beccogliere armenio che è il nome, e dire, Bebbi aiutami, e mi aveva su quello arrivava a me pare, dai campi su mezzo del corso, e questo padre aiutami, che era un trave a levare, lui era sotto, E insomma mi pare, non so cosa che gli poi in mano, un Timoseo, una roba così, non so se gli va a dire il quintaio o 50, insomma, e gli va, dai, perché non so più buono resistere, e poi tira fuori a sto toro, ed è un buono uscito qua sulla panza. E sotto di lui che era chiamato sopra Rino, ma Rino era morto, era uomo, era Arminio. E poi c'è Parino e lo tira fuori. Quando tira fuori, c'è in braccio Arminio, ma c'è come un torto, portare, e mi pare che mi gatto sta qua con lui, e lui, Arminio si è piccato, dai a poco insomma, io mi ho portato via, non so chi sia stato, e mi ho portato via. E dopo mi ero col sangue che veniva dopo la testa, e gli tira fuori Nino, che era suo fratello di questi. E già stava una curata, insomma, già meno morto, io già caricare, arrivava Morasbega e Gusto Rossetto con la cavallina perché gli ha paura, perché gli ha i tedeschi che passava. E invece Nino va bene, niente Arminio e mi aveva tutto, non so chi mi aveva tutto. E mi provavano a dire, allora Nino, e gli ha detto, monta cattivo, mi ha detto, sono montato a me insieme con lui. Con Nino, siamo andati interospedale, dopo interospedale tentava a Same anche mia, ho visto sebbene che ero bauco, ma ad ogni modo, siamo andati sul secondo piano, e ora Nino gli ho buttato in letto, e mi ha detto, aspetta che hai detto Gusto Rossetto, che mi avevo detto, che aspetta che ora ti metti via. E no, mi non mi via da qua, ho brancato un braccio. E lei voleva tornare a casa? Voleva tornare a casa, via come che era. Ma la casa c'era, non c'era più la sua casa, era uno dei bondi qua. E insomma, io ho tenuto duro. E ora, le suore, io vestito bianco come io, so che era suore, infermiere. E mi caccio per i bracci perché io muoio, ho fatto largo, una voltata sul pannino, che ha voltata lunga e stessa in casa. E bacio barca e niente mi legame in cima alla carrettina. Lei voleva tornare a casa a vedere come stavano i suoi parenti. Una casa con Giorgio Secchi, in strada, si era fermata, insomma, in sua strada grande, e poi che dice casa in netto, insomma, casa sua in netto. Perché la sua casa non c'era più, signor Giuseppe? La mia casa era sparita. Ma no, prima volevo vedere cosa che era casa. E ho suonato casa
E ora Giorgio mi veniva, io stavo molto, e mi sono andato a casa a casa, mi pare, mi barbaglio, e Gino Bosoneo, altri non in c'era là. E io, cosa stare gaito, mi pare, che adesso abbiamo cattati tutti i gaito. Perché non era buono, io cattati tutti, fuori che no. Chi era sopravvivente, Susi e Nazareno, ecco, De Mario, E lì avete potuto purtroppo fare il bilancio delle vittime, 18 morti, Giuseppe, 18 persone che hanno perso la vita quel giorno. E io catai tutti fuori che chi lo è. E io non posso neanche ha detto, non vado via finché non cato Matteo. E in cerca finché mi pare che io guardavano io a buoni catali, mi pare che prova a guardare dove che era il cane, che il cane era sempre in oro le amaro che era così mai era. In oro le amaro gli ha buttato un colpo là, prova a guardare dove che era il cane. Che era sempre io a Totoro, che Totoro già un anno di PMI, ma lì che da a Bolsonea, tu ricalmi, e lui è nato a guardare tutti uno petà che hanno tutti sotto i macelli di cuppi e robe così, tutti morti. Anche l'ultimo che mancava all'appello. Abbiamo visto, Giuseppe, nelle immagini che ci ha fatto vedere il nostro Andrea Basso, nelle fotografie, le bare, perché in quel momento, subito dopo il bilancio, la conta delle vittime, bisognava pensare a dove riporre le povere salme. Dove furono messe, professore? Allora, i superstiti, i parenti volevano portarle subito quella sera, quella notte in chiesa, ma il parroco un po' si opponeva perché non era mai capitato per nessuno, no? Alla fine loro e la gente, no, hanno richiesto proprio questa ospitalità in chiesa e hanno portato ste salme, parte ancora sanguinanti, coperte da un lenzuolo bianco in chiesa. Quella notte sono state in chiesa e dopo hanno preparato le bare bianche, no? E dopo hanno fatto i funerali il 1° di maggio. Il 1° di maggio è stato deve essere stato un giorno veramente particolare, perché mentre tutte le campane, no, erano in festa, i paesi per ormai l'acquisita libertà, il cessato pericolo, eccetera, a San Floriano c'è questo funerale. Sto funerale che è ritmato dal passo di chi trasporta in 6 carrette con 3 bare ognuna, che trasporta queste bare al cimitero, seguite da tutto il paese in un silenzio veramente molto pesante, no? Sono arrivate fino in cimitero e là le hanno allineate e seppellite proprio uno accanto all'altro. Una accanto all'altro. La mia Angela che ancora allá dell'ospedale che aveva tirato fuori che aveva detto, guarda che l'angelo che girò e sotto il portico. Ma quelle notti dell'ospedale che aveva una gamba, perché era tutto di più. E dopo ho fatto cancrena. No, sì, perché... Era morta. Che insomma che ho fatto il funerale al di avanti era morta e ora io a Taranga insieme con gli altri Ora ci fermiamo, siamo costretti a fermarci per un'altra breve pausa di pubblicità, tra poco con l'ultima parte di Storie di Famiglia. Eccoci con Storie di Famiglia, con l'ultima parte della storia della famiglia Girolimetto di San Floriano in provincia di Treviso, una famiglia sterminata da 3 bombe alleate, vero signor Erminio? Abbiamo parlato prima del funerale, un funerale avvenuto il 1° maggio
del 1945. Per l'Italia era un giorno di festa perché finalmente la guerra è finita. Per San Floriano e per l'intera comunità invece un giorno molto molto triste. Come è ricominciato a vivere la famiglia Girolimetto? La famiglia Girolimetto dopo un poco tempo, qualche giorno, hanno trovato una baracca di quelle militari e si è portata ai 7 cantoni. C'era una casa con 7 cantoni poco lontano da loro e là ha installato vicino a questa casa di 7 cantoni questa baracca dove vivevano, hanno vissuto un poco di tempo, un po' chi dentro la baracca, un po' chi dentro casa di 7 cantoni che era una casa da buttare giù già allora. Ma quindi le altre 20 persone, 22 persone che sono quelle riuscite che sono, a sopravvivere, ma poche erano andate là. sparse anche, specialmente i giovani, sulle famiglie dei zii, anche lontani come a Marcea, è andata a finire a Gorizia. Tanto per, lei abitava vicino, ha ospitato anche lei? No, da noi altri no, cercava di essere uniti fra loro, no? Okay. Ossia i zii più vicini che ospitavano e cose. E da questa casa dopo il paese e anche i paesi vicini li ha aiutati, ha raccolto tutte le macerie della vecchia casa e Paron Giacomei ha dato del terreno dove gli ha costruito una nuova casa che è stata costruita prima dell'autunno, era già fatta la casa con l'aiuto di tutte le persone che andavano a dare una mano a loro. Quindi tutte le persone del paese di questa frazione di San Floriano? E anche Salvarosa, Salvatronda, Fanzolo, diversi paesi con i cari, i buoi, i mussi che andavano a aiutare per fare questa casa. E in poco tempo quindi sono riusciti per l'autunno sono andati a abitare sulla casa nuova. Poi però c'è stato un via via di persone che se ne sono andate. Chi ha deciso di sposarsi? Sì, dopo ognuno dopo poco tempo si sono anche divisi perché non avevano più niente neanche da mangiare, restava poco. Per esempio il Barba Luigi, fratello di Angelo, si è diviso, è andato via con i suoi 2 figli, Vittorio e Beniamino, che si è sposato e quello è andato via, e lo racconta sempre anche ora Beniamino, con un sacco di grano, un piatto, un cucchiaio e una forchetta. Quello era quello che doveva bastare per un anno a vivere anche loro. Questa era la dote? Quella era la sua parte che ne aspettava di loro, insomma. Tanti sono emigrati all'estero? Tanti sono andati all'estero, specialmente in Svizzera sono andati tanti. Piero, Luigi sono andati per aiutare dopo gli altri casa. La Este, che era anche quella orfana con altri 3 fratelli, quella si è sposato con Giacometti e è andata in Australia, il quale ha avuto una figlia sordamuta e la seconda figlia che doveva avere è morta lei e anche la figlia che aveva in grembo. E doveva chiamare lì tutti i fratelli, invece è riuscita in qualche modo a chiamare i 2 fratelli Antonio e Giannino e dopo sono rimasti lì col cognato, diciamo loro, ma sempre hanno tentato di ricostruire anche all'estero un po' di unità familiare, quella che le era stata negata, quella che le bombe avevano, che le bombe avevano negato, sia in Svizzera che dopo in Canada. Hanno tentato di ricostruire questo ambiente familiare. C'era questa voglia di ritornare ai tempi passati. Nel luogo del bombardamento è sorta una piccola chiesetta che ricorda le 18 vittime. Sì, subito. Un capitello. Un capitello, ecco, nel 1954 proprio i parenti e la comunità hanno voluto ricordare quel luogo e quel fatto in un modo con questa edicola, no, che ricorda e
allora la proprietà della villa era passata ai padri lateranensi e uno di questi padri ha dettato proprio l'iscrizione che c'è ancora. E andando, è per questo che c'è un'attualità che ancora vive, perché andando proprio su quella stradina ancora si avverte, per chi conosce la storia, si avverte un po' quel silenzio, si avverte quei fatti e si tenta di riportare un po' l'attenzione del passante a questi momenti. Un silenzio che viene rotto in queste occasioni, quelle che abbiamo appena visto, sono momenti delle celebrazioni che vengono fatte in occasione del 28 aprile. Dell'anniversario, sì. Dopo è stato anche il Barba Giovanni che si è risposato e ha avuto un'altra figlia, ma aveva sempre l'angoscia che le morisse anche quella, che restasse ancora solo, che morisse la moglie, piangeva sempre, si ritirava da solo e piangeva ricordando il passato che è stato molto duro per lui e ha trasmesso tutta questa angoscia di paura, diciamo, che morisse la figlia, anche alla figlia, il quale tuttora lo nomina sempre e ricorda sempre quello che il papà il quale le aveva raccontato. Anche lei, la figlia, l'ha trasmesso alla sua figlia. Tutta la famiglia che si trascina questa angoscia di paura di lasciarsi soli. Abbiamo visto le immagini del capitello, in cimitero a San Floriano ci sono le 18 tombe che rimarranno là per sempre perché grazie a una legge, a una dichiarazione, una delibera da parte del Consiglio Comunale è stato dichiarato a sepoltura perenne. Giuseppe, lei immagino che vada spesso in cimitero a trovare quelli che sono stati i suoi parenti con i quali avete condiviso tanti bei momenti. A Giuseppe è tornato qua domenica. Ogni tanto fa un giretto e va a parlare, finché sono ancora in bicicletta, dopo santo sarà. Bene, l'importante è che certi fatti, certi avvenimenti non vengano dimenticati, professore. Noi abbiamo cercato attraverso questa trasmissione di questa sera, ma attraverso anche il ripercorrere e il narrarvi questo libro che è stato realizzato gratuitamente, tra le altre cose, ho sentito semplicemente per ricordare quanto accaduto nell'aprile del 1945, abbiamo cercato appunto di porre anche noi un accento e di far capire che possono succedere cose talmente terribili che i libri magari talvolta non narrano, che però rimangono nei cuori di tante e tante persone. Grazie quindi al professor Morao, grazie al signor Erminio Gerolimetto, grazie al nostro Giuseppe Gerolimetto, grazie di essere venuto qui con noi questa sera e salutiamo anche sua moglie Firmina che è qui con noi, non la vediamo ripresa dalle telecamere ma è qui che ci sta osservando. Grazie quindi a tutti voi per averci seguito, Storie di Famiglia torna la prossima settimana.